Cultura, musica, teatro, motori, sport, buon cibo e tanto altro per questa edizione dell'estate carmignanese. Il sipario si aprirà martedì. L'apertura della manifestazione, infatti, è stata posticipata per il lutto cittadino deciso per la scomparsa dell'ex sindaco Gino Carolo. Piazza Marconi farà da cornice alla grande apertura con il concerto d'estate tra le note della banda orchestra. Novità nella proposta sportiva di questa edizione sarà la 31esima edizione del Giro del Veneto, evento ciclistico nazionale, che il 29 giugno approda nelle strade di Carmignano, concludendo una delle tappe del Giro. Una manifestazione che ormai è diventata un punto di riferimento per tutto il nostro territorio, con tantissimo divertimento, con momenti di musica, di concerti, di teatri, incontri con l'autore, ma anche con tante iniziative dedicate ai più piccoli. Un ringraziamento doveroso va alla Palocco di Carmignano. Ogni domenica ci saranno spettacoli dedicati ai più piccoli. Il ricco programma culturale andrà a soddisfare le esigenze e i gusti di tutte le età. Per gli amanti del teatro, il giovedì sera sarà dedicato alle rassegne teatrali, motivo di divertimento e risate.